Controlliamo se la batteria funziona. Che il motorino di avviamento Non funziona. siamo a Carpi comunque. Sì. Grazie. Abbiamo finito le vacanze Ci vediamo come al solito domenica, alle ore 13:30. sempre su YouTube. Ciao. Eccoci qua, il mio socio è questo signore qui, questo omuncolo, adesso lo prendo, aspetta, sta staccando la batteria per vedere se riusciamo a trovarne una. A dopo. Preparativi della moto e controlliamo se la batteria funziona, se no dovremmo cambiarla. Moto accesa, ma problema di motorino di avviamento. Amici follower, Ma soprattutto amici, amiche, dopo queste disavventure del mio socio che il motorino di avviamento non funziona. Adesso andiamo a fare benzina, a spinta l'accendiamo, ma a spinta va subito in moto. problema non ce n'è. Non è problema. No, la spengo. Sì, no, brucio la moto, brucio. Grazie di tutto. Daniele, benzina, di là o di là? Sì. Siamo pronti a fare benzina, c'è un po' di gente, c'è un paio di Ducati. Digitare il codice sulla tastiera. Operazione in corso. Attendere, prego. Allora, pompa 1. L'erogatore sullo schermo. Fatta benzina. Hai un motorino d'avviamento? Proviamo? No, va. Un arroccamento. Amici, dai, siamo in viaggio Stiamo tornando tramite l'autostrada della Cisa domenica, oggi domenica 1° ottobre 2023. e come vedete sono a cavallo della mia moto. Anche se ho avuto dei piccoli problemi tecnici, si pensava che fosse la batteria che era partita, ma invece, ahimè, Invece la batteria non è mai partita, ha fatto uno scherzino, è buona. sì, la batteria è perfetta, l'unico problema è proprio il motorino di avviamento. Esatto. Grazie a Daniele che mi ha spinto e l'abbiamo messa in moto. Io con la mia forza bruta ho spinto per 4.000 metri, 4.500. Sì, sì. Praticamente l'ho spinto dalla Spezia a Chioggia. Io sono lo spingitore ufficiale per il viaggio di ritorno. Guarda il Ferrarino, ho paura per te. No, non guardo il Ferrarino, guardo dall'altra parte, perché ultimamente quando vedo Ferrarini Ti lanciano i chiodi sulle gomme. devo dire anche la verità, molto gentili gli spezzini, Sì, gentilissimo anche il proprietario dell'appartamento. Sì, venuto subito disponibile. Mi ha portato anche un cavo al volo in caso di emergenza e anche il signore dei noleggi che è venuto subito, ha aperto l'attività per darci supporto, ci ha cambiato la batteria. Comunque il viaggio non è ancora finito, Andiamo a Carpi, andiamo a carpire cosa c'è su quella città. esatto, pranziamo e dopo con calma la direzione verso casa. Allora, bellissime le Cinque Terre, ma Porto Venere, ragazzi, una roba incredibile. Sì, forse è la più bella, ecco. Sì, Porto Venere è stato il punto più bello secondo me. Guarda, devo trovare una posizione tattica, vedi? Una posizione tattica che sono in discesa. Potrei mettermi... Ma beviamo un caffettino? Ci mettiamo qua perché non ci sono posti per le moto. È andato il signor Daniele? È andato in bagno? In bagno per l'ennesima volta. Non hanno un motorino di avviamento. Mia moglie mi ha detto guarda la strada, guarda c'è anche la Scorpion. 15 minuti, siamo arrivati all'uscita autostradale Parma Ovest, mancano 26 km. Guarda che bello, socio, alla tua destra, questo fiume secco, comunque una temperatura ottimale. Allora, socio,
abbiamo avuto un problema con il telepass. Sì? Praticamente non mi si è, cioè mi si è aperta l'entrata e non mi si apre le uscite. Allora è venuto il Kojak, il signore Gentilissimo. e mi ha detto che deve farlo verificare un attimino, perché sennò questo corpo non funziona. Adesso faccio strada. Vai. Signore, lo deve far verificare, perché sennò non funziona. Capito? Perché la riserva lui diceva sempre faccio chilometri riserva, faccio chilometri, pronto? Sì, sono fermo, mi vieni a portare la benzina, pronti? Ecco il cartello di Carpi, mancano ancora 4 minuti e 2,3 km. Praticamente vedi Carpi centro sempre dritto. Sempre dritti arrivati, intanto cercheremo anche un ristorantino, l'ora e mezza. Sì. Vediamo com'è questa Carpi, che ce l'hanno descritta carina. Sì. Ovviamente per capire se il coccolo è carina seguiteci nel nostro canale YouTube e ricordatevi sempre che i nostri video usciranno alla domenica alle ore 13:30. Ecco che è verde, sempre dritti. Amici follower, Ma soprattutto amiche. esatto, siamo in trattoria artigianale, fanno i tortellini, i tortelloni, fanno Fatti in tutto. casa. Adesso andiamo dentro che siamo pieni di fame e poi vi facciamo una recensione. Sì. Siamo a Carpi comunque. Comunque con la moto tutto bene, siamo arrivati qua, dopo lui deve solamente spingere un attimino. Sì, come devo fare lo schiavo. Anche come perché sempre. scusa, mi vedo che è ringhietta, per cui un po' Esatto, di un po' di movimento fa bene. Abbiamo finito di mangiare. Una bella scorpacciata, anche troppo forse. Ci siamo fermati sulla prima vita che abbiamo trovato, abbiamo avuto fortuna, Sì, devo dire la verità. sì, sì. Ci siamo fermati da Dionisio, tutto quanto, ecco qua, che fa praticamente la pasta fatta in casa, tutto casereccio da loro, da una cuoca bravissima, l'abbiamo conosciuta. Fanno anche la vendita. Dei tortelloni, dei tortellini, della pasta fresca, dei picci, fanno gastronomia e trattoria. Allora abbiamo mangiato 4 tortelli con gli spinaci, la ricotta e il balsamico sopra, con i scagli di grana. Buonissimo. Ragazzi, una roba favolosa. Poi di secondo abbiamo preso una scaloppina ai funghi, Una scaloppina al limone. e una cotoletta. cotoletta. Io ho preso un piatto di grana stagionato 30 mesi, che era veramente 2 pomodori e gratin. due piatti di pomodori al gratin, e tu hai preso E dopo c'era il purè. il purè. Ragazzi, caffè, acqua, Coca-Cola, insomma tutto quanto abbiamo speso in 4 80 euro. Si è passati qua a Carpi, proprio al centro, dietro il castello, praticamente. Sì. C'è anche l'indirizzo che vi avevamo lasciato qua. Venite perché ve la consigliamo, personale gentilissimo, una cosa meravigliosa. Adesso andiamo a vedere. Andiamo a vedere la città di Carpi. Intanto gli affreschi che ci sono sopra qua sono meravigliosi, guarda che roba.
got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream until our last breath. Comincia la marcia. Vai. Il mio collega mi ha dato una spinta che non mi parte il motorino d'avviamento, lo ringrazio sempre, e adesso direzione verso casa, una sostina per fare benzina perché ho poca benzina, sosta obbligatoria per fare benzina, sono quasi a secco. Quella personcina che è lì davanti a me in moto. Il prossimo anno sono 30 anni che andiamo via insieme, che lo conosco, e tra un disastro e l'altro ostia, eh sì, devo girarmi perché devo spingerlo. Dicevo, quell'omino lì è una brava persona veramente, quindi lo ringrazio per i viaggi che ci fa fare e per le disavventure e avventure allo stesso modo, perché avventure e disavventure le abbiamo insieme, con moto che non vanno, con pezzi di ricambio, con sostituzioni improvvise. Insomma, adesso mi tocca andarlo a spingere un'altra volta. Vabbè, giro qua. Dai Daniele, che è tutta discesa. Aspetta cavalletto. Vai. Perfetto. Abbiamo trovato qui un barettino, Il piscio addosso. un posto fugace, lì giocano a freccettine. Abbiamo bevuto lo sto caffettino, qua stavo giocando a freccette, avrai le freccette sulla tua ruota. Sulle ruote sgonfie. Abbiamo finito le vacanze e stiamo tornando a casa. Un'altra mezz'oretta saremo in giardino da me, altre 2 ore a spingere la moto del mio socio per arrivare a casa. Comunque è stata una bellissima vacanza. Bella, bei posti veramente. Ci facciamo un pensierino per tornarci il prossimo anno, vediamo dai se il tempo lo permette. Seguiteci, Iscrivetevi iscrivetevi al canale, ci vediamo come al solito domenica alle ore 13:30. sempre su YouTube. Ciao! Aspetta che giro la chiave, tiro sul cavalletto, metto giù le luci, andiamo, vai! Grazie!